Un osservatorio speciale è quello delle BCC sul territorio per il numero e la qualità della presenza, il Veneto che verrà. Che cosa immaginate per il futuro di questo territorio? Noi abbiamo organizzato questo convegno per mostrare il significato che hanno le BCC in questo territorio, le 15 banche di credito cooperativo appartenenti ai due gruppi, il gruppo bancario Icrea e Cassa Centrale, che hanno quote rilevanti di mercato, soprattutto nel manifatturiero, nell'agricoltura, nel turismo, e che sono un elemento fondamentale per l'economia del nord-est. Senza le BCC molte imprese, molte famiglie in questo momento non troverebbero quella linfa, quel supporto ad innovare, anche a resistere ogni tanto, perché la fase è questa di questo periodo. Ecco, lei ha parlato di due settori che sono portanti in Veneto, l'agricoltura, il turismo, il piccolo commercio. Qual è il peso delle BCC in questo settore? Noi questi settori abbiamo quote di mercato che vanno dal 20 al 30%, quindi molto significative. Dal nostro osservatorio le cose vanno abbastanza bene, soffre un po' la microimpresa, i piccoli insomma, stanno cominciando a soffrire il contesto internazionale che si è creato e che ha impattato notevolmente sui costi dell'energia e quant'altro, mentre dai nostri segnali per quanto riguarda le imprese ancora andiamo abbastanza bene. Ecco, volete rimarcare proprio la differenza e il ruolo portante in questo settore? Sì, noi siamo banche di comunità, nel senso che non facciamo solo credito. Il credito è un punto d'arrivo della nostra attività che parte dal sociale, parte dai territori e si tramuta in credito perché c'è della finanza buona, della finanza che aiuta allo sviluppo. Non siamo per la finanziarizzazione dei mercati, guardiamo sempre all'economia reale, quindi partiamo da lì e quindi la finanza diventa la leva per crescere, per innovare, per consentire un futuro, una speranza a tante persone. Ecco, in un contesto internazionale di grandi gruppi bancari, qual è la prospettiva che vedete davanti a voi e quali sono anche le richieste che fate in questa direzione? Noi abbiamo una specificità per cui non facciamo la lotta con i colossi, siamo contenti di quello che siamo, abbiamo insieme tra Icrea, Cassa Centrale, Raiffeisen, quote di mercato importanti, se ci sommiamo tutti insieme siamo il terzo polo bancario italiano. Quello che importa è che venga tutelata e difesa la significatività delle piccole banche, che sono piccole, quindi avere un criterio di proporzionalità nell'applicazione delle norme, altrimenti rischiamo di schiacciare, di rendere anche la più piccola BCC alle stesse regole delle grandissime banche, insomma sarebbe un grandissimo peccato. Avete scelto degli ospiti un po' particolari, con che spirito? Oggi pomeriggio particolari perché lo dedichiamo un po' a ripensare la nostra missione, quindi ripartire i nostri valori e il pensiero laterale è fondamentale per trarre sollecitazioni importanti, quindi sono tre persone molto autorevoli che toccheranno lo spirito, l'anima, un po' il cuore della nostra attività. Signora Rettrice, un momento importante di confronto con istituti di credito, anche un po' particolare, si parla di umanesimo, si parla di filosofia, di religione. Che cosa serve a questo Veneto? A questo Veneto servono moltissime cose come servono in tutta l'Italia e forse in tutto il mondo. Devo dire che questa giornata mi fa particolarmente piacere perché ospitare qui questo convegno del credito cooperativo comunque, che sono un insieme, una rete di banche comunque molto attente al territorio, per cui non a caso sono all'interno poi dell'università che è un'altra delle amministrazioni attenta e molto ben insediata all'interno del territorio. Oggi, tra l'altro, il programma è davvero un bel programma, come diceva lei, ci sono molte tematiche, tra cui il tema della bellezza, si parlerà di filosofia, poi domani forse entreranno un po' di più nei dettagli tecnici. Ecco, il senso è anche quello di accompagnare la crescita del territorio e di sviluppare le competenze. Si accompagna la crescita del territorio, si sviluppano le competenze, ma un altro messaggio molto importante è che lo si fa insieme tra le varie amministrazioni, tra le varie strutture, è un cammino fatto insieme sicuramente un cammino migliore. Padre Ernesto Ronchi è un ospite inusuale per un convegno di banche, però certamente la spiritualità può essere una guida anche quando si manovra tanto denaro. Deve essere una guida, perché il denaro è comunque uno strumento, come il linguaggio, se vogliamo, perfino neutro, ma se non ha delle regole e una visione diventa una perdita veramente di umanità. E guardi che nella Bibbia il vero competitor di Dio non è il diavolo, non è il peccato, è il denaro. Il competitor
è mammona, con termine aramaico così, però è quello che rende la vita atea. E infatti si dice non si può seguire Dio e Mammona, bisogna fare una scelta. Sì, sì. E noi diciamo il Dio denaro, no? Che si usa proprio, è diventato un idolo, ma l'idolo è un falso antropologico prima che spirituale, falsifica l'uomo. Si dice il Veneto che verrà, il Veneto è stato un po' il simbolo di uno sviluppo economico fortissimo, adesso dopo tutto quello che è successo però non è un momento facile per questa regione. Secondo lei quali sono i punti di forza che bisognerebbe sviluppare, non solo in Veneto, per affrontare un momento così incerto? In questo momento io ritengo che uno dei punti fondamentali, qualificanti, sia l'ecologia integrale. Per me è questione di vita o di morte, e il Veneto ne sta soffrendo di quello che è stato fatto, della desertificazione, la depredazione, la cementificazione, ne stiamo soffrendo. Io partirei da quello che è alla portata di tutti nel nostro piccolo, prenderci cura di un angolo, prenderci cura di un aiuolo, di una fontana, di un torrente, prenderci cura, quella è la parola magica. Rischiamo un po' di dimenticarci di Dio in mezzo a tutto questo disastro. Sì. Diciamo che per fortuna lui non si dimentica di noi, ecco. Noi sì, è altro che pensiamo di essere... ma non c'è un'arca di Noè di riserva, se questa affonda non ce n'è un'altra e quindi dobbiamo essere tutti, ciascuno di noi, pronti a essere insieme, penso alle banche cooperative, di credito cooperativo, essere una flottiglia di piccole arche di Noè su cui qualcosa trova salvezza. Professore, parliamo di una terra che ha marciato veramente molto, che ha cavalcato tutte le frontiere dell'innovazione e che adesso si deve un po' interrogare di fronte a un momento complesso come questo. Quali sono secondo lei le opportunità e i rischi di questo momento? Ma questo momento è un momento molto pericoloso, molto difficile, perché abbiamo la siccità, perché non ce ne importa niente della trasformazione in senso ecologico della terra, perché c'è una guerra e perché sembra che non abbiamo un altro pensiero, che non sia il pensiero capace solo di far di calcoli economici, calcoli tecnici, ma con un solo pensiero e soprattutto con un pensiero di questo tipo non c'è da sperare granché. Forse l'Occidente è arrivato alla definizione della sua parola, Occidente vuol dire tramonto, forse stiamo incominciando a tramontare e probabilmente il mondo dovrà essere in qualche modo diviso con zone di influenza che potranno essere l'America, la Russia, la Cina, l'India, diventare multipolare e soprattutto che la smettano di guardarsi semplicemente in cagnesco queste potenze, perché altrimenti il risultato finale è la fine della storia dell'Occidente. Occidente vuol dire anche liberal democrazie, ma le liberal democrazie che sono poi quelle che noi viviamo sono abitate da 1.300.000.000 di persone, mentre 6.700.000.000 persone sono sotto dittature e autocrazie. La sproporzione è notevole. Spero che sopravviverà la liberal democrazia e soprattutto la democrazia. Ho paura che farà una strada in salita però adesso. Oggi siamo ad un convegno delle banche di credito cooperativo che vanno un po' anche alla ricerca di quelle radici sociali che hanno fatto la fortuna di questa terra, ma un po' anche di tutta Italia. C'è ancora spazio per questo? Ma la parola cooperativa tutto sommato è una bella parola perché si tratta di cooperare in qualche modo e guardare anche la situazione territoriale, perché tante volte le banche nazionali ai territori non prestano tanta attenzione e soprattutto hanno in mente unicamente il profitto. Di solito le cooperative hanno in vista il territorio e quindi conoscono le loro esigenze e quindi la necessità di un eventuale aiuto e soccorso e poi soprattutto il soggetto economico non è una persona che pensa solo al profitto ma appunto alla cooperazione. Quindi tutto sommato non è un male che ci si riunisca per riflettere su questa situazione molto pesante che è quella attuale.
Anche il credito è governato da logiche tecniche. Lei spesso ha lanciato questo monito su quest'era della tecnica che rischia di travolgerci, contro la quale non abbiamo difese. No, la tecnica vincerà la partita, solo che la tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo e la sua formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questa razionalità ce l'ha anche il mercato, però il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Se questo modo di pensare diventa il modo di pensare interiorizzato da ciascuno di noi diventiamo funzionari di apparati tecnici e la nostra identità non dirà più chi siamo, ma dirà a cosa serviamo. Quindi diventiamo a nostra volta, noi uomini, mezzi di produzione e di profitto. Qui l'uomo a questo punto esce dalla storia. C'è un antidoto, una speranza alla fine di questa storia? Io ho tolto la speranza dal mio vocabolario, come peraltro aveva fatto Pasolini dal suo. Non ho nessuna speranza perché le forze in campo, come si fa? Qual è la forza della tecnica? Qual è la forza del mercato? Quali sono i possibili antagonisti di tecnica e mercato? Se persino l'arte diventa arte solo se entra nel mercato, basta, viene riassorbito anche quello. Presidente, le banche di credito cooperativo sono un asse portante di questa regione? Direi che hanno dato vita a questo fenomeno, sono stati a fianco alle famiglie, alle imprese in anni non scontati, in anni duri, e comunque la storia che hanno le banche di credito cooperativo e quindi tutto quello che sono questi istituti bancari nel Veneto è una storia di cooperazione, di far squadra, di mettersi assieme. Penso che il risultato di questo evento che abbiamo oggi lo si debba anche a loro. Tra un po' solleciteranno la Regione con un ordine del giorno che stanno votando un po' tutti i consigli regionali in Italia per chiedere che ci sia anche una proporzionalità nella gestione proprio del peso delle banche. Guarda, noi siamo assolutamente recettivi, nel senso che vedremo la mozione e penso che l'obiettivo è quello sempre di essere a fianco dei cittadini. Crescere è fondamentale, abbiamo uno strumento nuovo che non avevamo fino ad ora, che si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è fatto di investimenti e di riforme ed è fondamentale fare entrambi. E poi abbiamo il vincolo del debito, bisogna ridurlo, metterlo su una traiettoria decrescente, perché questo ci servirà anche a sederci al tavolo europeo e far sentire la nostra voce. In Europa si sta cambiando la governance, ci sono le nuove regole di bilancio, bisogna completare l'unione bancaria, bisogna approvare il meccanismo europeo di stabilità, è fondamentale far sentire la voce dell'Italia. Quale ruolo possono avere le banche di credito cooperativo in questo scenario? Un ruolo fondamentale, perché questo serve a far sì che questa ripresa che c'è stata e ora purtroppo rallentata dalla crisi energetica possa diventare una crescita duratura, sostenibile e soprattutto inclusiva. Un piccolo consiglio, un piccolo suggerimento per il nuovo governo? Fare presto, fare bene e ricomporre la spesa. Noi abbiamo una spesa pubblica estremamente sbilanciata e dobbiamo mettere invece le risorse che ahimè sono scarse e limitate lì dove servono, ossia giovani e famiglie. Poi ha lanciato anche un suggerimento, quello di sottoscrivere il MES. Sì, questo secondo me dovrebbe essere una cosa che il governo Meloni dovrebbe fare subito, tanto lo dovrà fare, siamo gli unici paesi insieme alla Germania che non abbiamo ancora ratificato una riforma del MES, che significa dare a questo istituto un potere in più in caso di crisi bancaria, quindi non sarebbe altro che fortificare l'Unione Europea. Ecco, secondo me ratificarlo, lo doveva fare il governo precedente, ancora non è stato fatto, darebbe alla Meloni una iniezione immediata di credibilità e di positività ai tavoli europei. Però proprio la Meloni è stata una delle principali contestatrici del MES. Però lei stessa ha detto che ci sorprenderà ed è pronta a fare scelte impopolari. Lei ha sottolineato anche l'importanza del lavoro femminile per la crescita della natalità e quindi per pensare ai giovani e quindi per poter anche pensare al PNRR e a ridurre il debito pubblico, un effetto domino. Assolutamente, l'occupazione femminile è la leva, perché più donne sul mercato del lavoro significa più PIL, meno disuguaglianze e invertire la curva demografica. Mi sembra che questo governo abbia la natalità al centro dell'agenda, infatti è un nome in più che abbiamo ai ministeri, dovrebbe spostarlo dal Ministero delle Pari Opportunità, dove non c'entra nulla perché le donne devono avere pari opportunità sia con figli che con senza,
e invece la natalità andrebbe associata al Ministero del Lavoro, perché quello che ci dicono le esperienze degli altri paesi è che lì dove aumenta l'occupazione femminile aumenta anche la natalità. Per la nostra economia, per il nostro futuro, l'Europa, un ruolo in Europa, ma anche un ruolo delle banche di credito cooperativo nel territorio, quindi questi due estremi, visione centrale, corale, ma visione anche capillare. Macro e micro, nazionale e territoriale, sono le banche sul territorio che fanno crescere l'Europa. Su questo sono molto d'accordo col governo Meloni, la crescita lo fanno le banche e il territorio, non lo fa il governo. Professore, un equilibrio precario, come affrontare le sfide del futuro? Come le affrontiamo le sfide del futuro? Che lo chiedete a me? No, io posso casomai provare a disegnare gli scenari che non sono particolarmente favorevoli, nel senso che noi siamo tutti contenti di questo scorcio di stagione che ci fa stare in giro, le ottobrate romane, eccetera, ma non è normale. Questo grande anticiclone che si è posizionato ormai da mesi sul nostro continente, in particolare sull'Italia, rende tutto molto complicato e fa sentire bene che cosa significa il cambiamento climatico, perché non è più un giorno di sole, un'ondata di calore, è persistentemente giorni, settimane, di questo tipo di tempo, quindi significa molto caldo, molta siccità, ma la cosa più forse inquietante è che rischiamo di non ricordare questo come l'anno più caldo e più secco di quelli passati, ma come il più fresco e il più umido di quelli futuri. Quindi la sfida del futuro sarà veramente ardua e dovremo attrezzarci in quale modo? Beh, prima di tutto culturalmente, perché se non ci attrezziamo culturalmente, cioè se non si pensa che sia possibile uscire dai combustibili fossili, è inutile che discutiamo, perché tanto siamo legati proprio a questo impaccio, no? Ci hanno portato tanto benessere, però erano un po' come un cavallo di Troia, ce lo siamo tirati dentro casa e ora non si sa più come farlo uscire. E bisognerà invece cambiare prima di tutto culturalmente e poi di conseguenza anche tecnologicamente, ma direi che la tecnologia discende a cascata dalla scelta culturale, non il contrario, come invece qualche volta si tende a pensare. Quindi la prima cosa da fare è immaginare che un mondo senza combustibili fossili è possibile. Come si struttura questa scelta culturale di liberarsi dai combustibili fossili? Ma quello che si fa è prima di tutto pensare che sia possibile. Invece ci hanno detto no, ma con le rinnovabili non si farà mai il 100% di energia, ci vuole il nucleare oppure altre cose di questo genere. Invece no, lo stiamo vedendo già e questo lo si fa informandosi. Non so, ci sono paesi piccoli come il Portogallo e la Grecia che già puntano al 100% di rinnovabili. L'Italia in una giornata come questa, se c'è vento, farà 40, 50, 60, riesce a fare anche di più in percentuale di rinnovabili. Dunque è possibile, ma il fatto che sono un po' intermittenti, no? Le rinnovabili hanno dei picchi, ormai non è più un problema, insomma si può ovviare a questo con sistemi di accumulo, di storage come si dice, sofisticati e fatti con materiale che può essere riciclato almeno in parte, quindi diciamo la prima cosa è questa comprensione del fenomeno, poi ognuno di noi può fare qualcosa, no? Insomma, la metà degli italiani vive in abitazioni singole, no? Unifamiliari, bifamiliari, villette diciamo. Ecco, lì se coibenti bene casa, allora la scelta delle rinnovabili ti porta a essere quasi indipendente. Puoi non dipendere più dalla rete, insomma, sulla tua bolletta comparirà solo il canone per il possesso dell'apparecchio televisivo e basta. Certo, nei grandi condomini in città come Milano e Roma questo è più complicato, però già i consumi domestici sono circa un terzo dei consumi generali, dunque può intervenire. Poi bisognerà spostarsi in un altro modo, ecco, non ci si può più muovere con le vetture a combustione, motori endotermici, quelli non sono più, sono una roba molto poco efficiente. A noi è piaciuta la vettura, no? La libertà dell'automobile, eccetera, però di fatto è un termosifone con le ruote quello, la maggior parte dell'energia finisce. E lo smaltimento delle batterie per le auto elettriche non è un problema? Come tutti i problemi di questo tipo è un problema tecnologico, cioè quello investendo denari si risolve, a parte già adesso il riciclaggio è molto più spinto, ma anche i pannelli, no? Un tempo era impossibile smaltirli, oggi si sa come smaltirli, si cerca di risparmiare le materie rare che sono la base di certe tecnologie, ma insomma tutto è meglio dei combustibili fossili però. Il bonus 110% e la crisi del costo dell'energia può accelerare questo mutamento culturale? In teoria lo accelererebbe, purché non si rispinga di nuovo sul gas, perché sennò siamo sempre lì. Sembra che l'ultimo problema sia stato quello di dipendere non più dal gas russo, no? Ma da altri paesi. Ma lì
È come se tu fossi tossicodipendente e cambiassi spacciatore, non è che ti aiuta a uscire dalla tossicodipendenza, sempre lì resti, invece bisogna uscire fortemente fuori dal gas, né vale la pena di inseguire le nostre riserve di gas in Adriatico, insomma quella roba lì, prima le sfruttavamo 3 o 4 volte quanto le sfruttiamo oggi, non è che eravamo meno dipendenti, era la stessa cosa, non è che poi il prezzo del gas lo fai tu, il prezzo del gas lo fanno a Amsterdam ed è quello, non è che a noi conviene in qualche modo, credo che siano soluzioni diciamo poco informate, ecco. Noi a Bruxelles portiamo avanti un discorso di sensibilizzazione nei confronti di un modello bancario che è molto specifico dei nostri territori e che a volte non viene adeguatamente riconosciuto a livello europeo, non viene proprio conosciuto, e quindi noi quello che dobbiamo fare è far sapere, far conoscere le specificità di un modello che ha funzionato e sta funzionando bene, perché aiuta l'economia reale, che è quello che tutte le banche dovrebbero fare, perché ha delle finalità che sanno unire la parte dell'economia con la parte della solidarietà, con i fini mutualistici, quindi è una realtà estremamente interessante, soprattutto oggi in periodo di crisi, che può dare un contributo essenziale alla ripresa economica e al sostegno alle imprese. Quindi prima cosa che stiamo facendo è cercare di far conoscere questo sistema, questo modello, sensibilizzare, e poi un'altra cosa che stiamo facendo proprio in questi mesi, noi stiamo rivedendo delle normative per integrare degli standard internazionali nel sistema di regolamentazione bancaria, ecco, cercare di far sì che all'interno di uno schema di regole che ovviamente deve essere armonizzato, omogeneo a livello europeo, ma che ci possano essere, come dire, dei margini di riguardo, di attenzione per questa specificità, per far sì che un sistema di regole si possa adattare e possa diventare davvero non una penalizzazione, un qualcosa che grava sulle spalle e appesantisce le banche, ma un qualcosa che gli lascia lo spazio per poter continuare a fare il lavoro di sostegno all'economia reale che hanno fatto fino ad oggi. Quindi ora stiamo lavorando anche su questa revisione, su questo sistema di regole. Le banche del territorio quindi sono espressione di un modello etico della banca che volete in qualche modo ampliare anche alle banche grandi? Ma io non penso che sia in realtà possibile anche far sì che ci possa essere un ecosistema del sistema bancario in cui magari c'è la grande banca di investimenti che fa il suo mestiere e che ha le sue regole, perché una banca di investimenti ha delle attività rischiose e devono essere regolamentate in un certo modo, ma far riconoscere che all'interno di un ecosistema bancario variegato ci possono essere, e secondo me ci devono essere, anche dei modelli di banca che hanno finalità diverse, e per questo hanno bisogno anche di regole che riconoscano queste specificità e che le aiutino a perseguire delle finalità di tipo più etico, più sociale, che è quello di cui noi abbiamo bisogno. Noi non possiamo andare in Europa a parlare di solidarietà, di eticità, di nuovo modello di sviluppo economico e poi penalizzare quegli attori che anche all'interno del mondo bancario perseguono proprio questi obiettivi. Quindi questo è un po' quello che a mio avviso dobbiamo fare. E per quanto riguarda i clienti, quindi devono anche saper scegliere una banca, dovrebbero essere anche indirizzati a seconda delle necessità? Ma io credo che i clienti siano poi in grado, se noi creiamo gli spazi, diamo la possibilità a questi diversi modelli di business di farsi conoscere e di operare secondo le proprie specificità e di crescere e di servire la loro clientela. Poi, come dicevo prima, diversi modelli di banche possono servire tipi diversi di clienti, ma se diamo questa possibilità, poi i clienti sapranno riconoscere chi offre a loro i servizi più adatti alle loro esigenze. Quindi penso che questo possa essere, però dobbiamo saperli riconoscere e sostenere. Noi stiamo lavorando nella squadra negoziale del Parlamento sulla revisione di questa direttiva. Penso che sia importante, per esempio, che ci siano dei criteri di maggiore proporzionalità nel modo in cui alcune regole normative un po' gravose si applichino a banche che hanno, non è soltanto una distinzione tra banche piccole e banche grandi,
come spesso si fa. Io la imposterei proprio, e stiamo cercando di impostarla a livello europeo, proprio su un ragionamento di rischiosità. Ci sono banche che hanno dei modelli di business che sono oggettivamente più rischiosi e lì è giusto che ci sia un trattamento prudenziale delle regole più stringenti, ma se ci sono delle banche che hanno contatti diretti con i clienti, con cui hanno un rapporto di fiducia, che si sa che queste sono attività meno rischiose, meno anonime, questo profilo di rischio diverso va riconosciuto, quindi dove non ci sono intenti speculativi ma veramente intenti anche solidaristici. Questi sono dei criteri che a mio avviso devono in qualche modo essere importati e riconosciuti nella regolamentazione bancaria. Io quindi le parlo di principi generali, poi ovviamente noi in Parlamento si entra anche nel dettaglio tecnico degli emendamenti, però ecco, il principio a mio avviso deve essere questo: riconoscere che ci sono modelli diversi che hanno livelli di rischiosità diversi, e quindi perché questo deve essere il principio, perché poi dobbiamo contemperare l'esigenza delle banche con l'esigenza dei clienti e dei depositanti. Chi porta i soldi in banca deve essere sicuro che quella banca è solida, quindi chi fa le leggi, le regole non può alleggerirle a discapito dell'interesse del cittadino che magari si trova esposto e meno protetto. Il tema è: se questo istituto bancario ha un profilo di rischio relativo a delle attività che sono meno rischiose, è inutile che io gli applichi lo stesso tipo di regole e gravami che applico magari a una banca di investimenti internazionale che si mette in attività estremamente rischiose. Quindi io penso che questo tipo di principio sia importante da far passare anche nella regolamentazione europea, ovviamente in un quadro che deve essere il più possibile armonizzato. Noi lavoriamo in un'unione bancaria europea, non è che possiamo creare delle diversità troppo marcate, però insomma saper riconoscere questa biodiversità e saper sostenere gli operatori che davvero lavorano all'interesse di un territorio, delle piccole e medie imprese che spesso non sono neanche servite dalle grandi banche di investimenti internazionali, questo io penso che sia importante. Poi l'abbiamo visto anche con le crisi di questi ultimi 2 anni, quanto è importante avere dei soggetti che aiutino anche nei territori a trasmettere la politica economica, gli aiuti a sostenere le piccole imprese. Quindi ecco, questi sono un po' i termini del dibattito che stiamo cercando di promuovere a Bruxelles, non solo nell'interesse del Veneto o dell'Italia, ma nell'interesse dell'economia europea. Questo deve passare, è nell'interesse europeo che ci siano dei sistemi che nei territori sostengono l'economia reale con i principi che per esempio sono quelli che animano da sempre il credito cooperativo. Quali sono gli spunti che sono emersi in questi 2 giorni di riflessione ad ampio raggio di carattere economico, locale, nazionale e internazionale per il Veneto che verrà? Cioè, come pensate come banche di credito cooperativo di incrementare la vostra vocazione o che tipo di nuove linee introdurre? Beh, intanto siamo già molto forti dai dati che sono emersi, poi abbiamo quote di mercato importanti in questa regione. Mi ha confortato molto l'intervento di stamattina del professor Gubitta, che si è proprio addentrato nei numeri del Veneto e del nord-est, in particolare in come ha reagito questa regione dopo le vicende molto gravi che ci hanno riguardato. Insomma, ha citato Baia, l'Acqua Grande, il Covid, ecco, con un campione molto elevato che riguarda quasi il 66% delle imprese con più di 1 milione di fatturato del Veneto. Insomma, emerge un quadro estremamente positivo, imprese resilienti che hanno saputo reagire sia in termini andamentali, quindi di fatturato, ma anche in termini di margini, di EBITDA e anche di innovazione, digitalizzazione. Quindi un dato veramente importante. Noi sappiamo che il credito cooperativo è molto spesso accanto a queste imprese, direttamente, indirettamente, insomma, anche perché poi dobbiamo tener conto che molto spesso noi abbiamo l'impresa, ma con l'impresa ci sono famiglie, lavoratori, un contesto di subfornitura molto molto importante, perché poi le nostre imprese sono reti, non abbiamo la grandissima impresa nella nostra regione, abbiamo poche, sono soprattutto reti di imprese, quindi questa nostra capacità di essere resilienti deriva anche da questa notevole flessibilità che abbiamo, proprio perché siamo strutturati in questo modo. Un modello che si sta studiando anche in Europa, si stanno studiando anche delle regole di maggiore flessibilità per rendervi la vita meno difficile. Questo riguarda il credito cooperativo. Con la riforma dei gruppi bancari noi rispondiamo ai gruppi, e i gruppi per la rilevanza che hanno assunto
dipendono dalla Banca Centrale Europea, quindi le regole che valgono per i grandi gruppi bancari internazionali riguardano anche il credito cooperativo. Quello che si tenta di fare è un po' di disaccoppiare la regola che riguarda il gruppo dalle regole che riguardano le singole BCC, perché c'è il rischio che una piccolissima banca di credito cooperativo si trovi travolta da un'enormità di adempienze, no? Una piccola BCC di un comune, per non fare pubblicità non ne citiamo, ha le stesse regole di una grandissima banca italiana. C'è un'iniziativa in corso, molte regioni italiane si stanno mobilitando, il governatore Zaia ieri ha confermato che anche il Veneto assumerà questa iniziativa e quindi nella conferenza delle regioni verrà presentata questa mozione che però poi verrà successivamente portata in Europa con l'obiettivo proprio di arrivare a questo disaccoppiamento dell'applicazione delle regole tra il gruppo e le singole banche di credito cooperativo.